Ridisegnare la distribuzione delle discipline olimpiche è l'imperativo anche il giorno dopo l'annuncio della clamorosa retromarcia del governo sulla costruzione della nuova Eugenio Monti a Cortina. Il presidente della regione ha fatto partire stamattina una lettera indirizzata al presidente e all'amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026, Malagò e Vernier. Chiedo ufficialmente, perché l'ho già scritto, annuncio che l'ho già scritto, a Fondazione Milano Cortina di riequilibrare la dislocazione ovviamente delle gare e di quello che sono le venue sportive e olimpiche, visto e considerato che il Veneto perde bob, skeleton e slittino. La parola d'ordine è riequilibrare la presenza delle Olimpiadi in Veneto. Lo chiede anche la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Loren Berton. Cortina e le Dolomiti devono rimanere il cuore dell'evento e non possiamo cedere alla delusione. Da qualsiasi parte la si guardi, la decisione del governo ufficializzata dal presidente del CONI Malagò qualche difficoltà l'ha già creata. Che fine faranno i progetti per le infrastrutture? Saranno realizzati il museo e la riqualificazione dell'area Bob a Ronco? Il presidente di Fondazione Cortina, Stefano Longo, parla di sconfitta per il paese ospitante, ma al tempo stesso invita a tenere la barra dritta per non disperdere energie e capitale umano. Dal governo al momento nessun chiarimento. Il PD, con il senatore veneto Andrea Martella, ha depositato un'interrogazione urgente per conoscere stato delle opere previste e dei ritardi, oltre alla richiesta di audizione in commissione dei ministri Salvini e Abodi. Sul punto oggi dice la sua anche il presidente dell'Anci Veneto, Mario Conte. Non è colpa del Veneto se non ci sono più le risorse per poter realizzare questa pista, però è altrettanto vero che il Veneto viene penalizzato con questa scelta e quindi mi affianco all'appello del presidente Zaia di ricalibrare le competizioni in modo tale da poter dare le stesse opportunità ai territori.